Promozione Italia e Leandro Maggi presentano Comprare in centro. Quando conviene non comprare online. Amici, buongiorno, vi avevamo promesso comprare in centro e spiegare perché vale la pena non comprare online. Naturalmente vale la pena non comprare online quando vai in un ristorante. Oggi siamo a Porto Tolle, località Cavenier, e siamo all'Ultimo Spiaggia. Un locale molto particolare dove c'è una cuoca giovanissima, Vanessa, e adesso andiamo a carpire come lei riesce a fare uno dei fritti più buoni in assoluto del Polesine. Andiamo! Siamo con Vanessa, la prima preparazione è appunto preparare il pesce, lavarlo. Abbiamo canestrelli, o sbaglio, e dopo cosa? Calamari, acquadelle, gamberoni, calamaretti. E qua c'è l'infarinatura. Pesce idratato in maniera particolare, come lo faceva appunto il nonno Lindo Bellan, che è stato il capostipite della famiglia. Qui usiamo un olio gold, il migliore, perché sono esigente. Tempo di cottura più o meno? Allora, i canestrelli 2-3 minuti, invece il resto 4-5 minuti per prenderlo croccante ma anche morbido. Prima uscita, questi qua sono i canestrelli. Quindi i canestrelli e gli altri pesci che avevano un tempo di cottura diverso, anche qua sale quanto basta. E buon appetito! Dopo che abbiamo carpito i segreti di Vanessa, vi ricordiamo appunto questa rubrica: comprare in centro quando non vale la pena comprare online. E come sempre domani un altro giorno si vedrà. Ciao!